Mentre proseguono le operazioni di bonifica nei territori dell'Oristanese, interessati nei giorni scorsi dal rogo che ha devastato un'area di più di 20.000 ettari, si iniziano a contare i danni al tessuto imprenditoriale. L'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna ha elaborato un'analisi relativa ai 12 comuni più colpiti dai roghi, prendendo in considerazione i dati Unioncamere e Infocamere nel primo trimestre 2021, dal quale emerge che sono 1.315 le imprese di tutti i settori produttivi interessate dagli incendi e dalle interruzioni di viabilità e servizi pubblici. Sulle totalità delle attività produttive ben 253 sono artigiane. Abbiamo voluto realizzare questo dossier che consegneremo al Presidente Solinas e a tutti gli assessori interessati affinché abbiano una mappatura completa di tutte le attività produttive che operavano e operano ancora in quell'area devastati dai roghi, commenta Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sottolineando che l'obiettivo è quello di dare un contributo per evitare inutili ritardi dovuti alla burocrazia. Bisogna a tutti i costi far ripartire il territorio oristanese e ricostruire il tessuto imprenditoriale in tutti quei comuni che di colpo hanno visto cancellato o seriamente danneggiato il proprio tessuto produttivo, sottolinea la Presidente. Confartigianato Imprese Oristano ricorda agli imprenditori che volessero segnalare le proprie difficoltà che possono rivolgersi alle sedi di Confartigianato nel territorio oristanese. Abbiamo già ricevuto alcune segnalazioni di attività con danni evidenti ai lavoratori, commentano Sandro Paderi, Presidente di Confartigianato Imprese Oristano, e Marco Franceschi, Segretario Provinciale, ma sono molte di più quelle che hanno interrotto l'attività per mancanza di energia elettrica, per interruzione della viabilità o perché le realtà con le quali collaboravano non sono in grado di riprendere l'attività. Per questo è fondamentale la collaborazione degli imprenditori, delle amministrazioni locali e dei cittadini, continuano Paderi e Franceschi, per creare una banca dati da mettere subito a disposizione della Regione e delle autorità per accompagnare le imprese nella fase di assistenza e accelerare al massimo la ripresa.